Il mondo della pesca e dell'acquacoltura credo non sia ancora perfettamente preparato a sostenere questo processo che comunque è inevitabile. La sostenibilità è anche altrettanto vero che deve essere concertata, soprattutto nei tavoli dove veramente c'è, in questo caso, ci sono le decisioni. Credo che la sostenibilità debba sicuramente essere quella che noi intendiamo, l'ambientale in primis, ma non può non tenere conto anche di quella economica e sociale. Questi territori hanno una forte vocazione per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura, quindi ogni decisione di chiudere, ridimensionare, bloccare, creare zone di tutela biologica devono essere fatte con il supporto e la concertazione del settore. Il ricambio generazionale sicuramente è già una cosa che stiamo notando. Negli ultimi 15-20 anni abbiamo visto che l'età media del settore, degli operatori del settore è intorno ai 55 anni. È molto alta. E ragazzi giovani, qualcuno l'abbiamo visto indubbiamente, pochi ma ci sono. E su questo bisognerà fare molta attenzione affinché ci siano politiche di inclusione, politiche sociali per spingere veramente con forza i giovani, non le so dire con quali strumenti, ma spingere i giovani a tentare, a provare di imparare questo mestiere, che altrimenti andrà probabilmente in alcune tradizioni, in alcuni mestieri specifici. Penso a quest'area del delta, la pesca per esempio con i bertovelli nelle lagune, la pesca con i tremagli, sono delle attività in cui le capacità e le conoscenze sono fondamentali e non si possono imparare, devono essere anche tramandate.